Noi abbiamo diverse case, anche il discorso dell'amianto è piuttosto esteso. Diciamo che ci sono vari livelli di pericolosità di amianto, quelle strutture, quelle coperture di amianto che non sono danneggiate, che non hanno buchi piuttosto che situazioni di pericolo, in questo momento non possono essere neanche toccate ufficialmente, cioè devono essere i privati che attraverso anche i fondi regionali, nazionali eccetera procedono con la sostituzione degli impianti. Noi comunque piano piano vedo che pian piano i privati si stanno adottando per cambiare. Poi comunque ci sono anche soluzioni temporanee, come si dice, sono dei prodotti anche che si possono gettare proprio per evitare, no, che l'amianto Sì, ci sono tipo delle resine che vengono buttate sopra il tetto per renderlo più compatto e per evitare che poi la cosa pericolosa dell'amianto sono queste microfibre che si spezzano e noi rischiamo di inalare. Chiaro. Con queste resine si tende a tenere compatte le fibre per evitare che poi vengano disperse nell'aria. Per quanto riguarda invece il Porpetto, signor Sindaco, la mappatura sul discorso dell'amianto come sta procedendo? Ma allora, abbiamo svolto soprattutto negli anni scorsi un lavoro di verifica di quelle che erano le coperture, soprattutto di siti produttivi in amianto, e abbiamo favorito per quanto fosse possibile le imprese che ancora operavano in quelle realtà accedere a quelli che in passato in maniera più generosa erano contributi regionali per la bonifica. È chiaro che poi i privati decidono responsabilmente di fare quello che ritengono più opportuno, fino a quando la copertura in amianto è sana, obiettivamente è inerte. Se poi le condizioni meteorologiche portano allo scoperchiamento, a quel punto non è più una questione di protezione civile, è una questione sanitaria, perché l'amianto che viene distribuito nella campagna o nel territorio circostante diventa un rifiuto pericoloso e quindi va trattato come tale, e quindi è materia di azienda sanitaria. Il problema è rappresentato da quelle che noi in friulano chiamiamo le lobbies, no? Quelle baracche, quelle casupole, quelle tettoie che stanno nel backyard delle case e che magari venivano coperte con onduline di amianto e che lì sono rimaste. Quelle ovviamente si conoscono fino a un certo punto, perché noi non possiamo conoscere quella che è la situazione nelle abitazioni private. Lì c'è da sperare ovviamente che il cittadino che si vede subire un danno, ad esempio da eventi atmosferici, decida di rivolgersi alle ditte specializzate per la bonifica e il recupero piuttosto che magari, come succedeva una volta, il sotterramento nel giardino.